Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. C'è un applauso, fammi vedere il tempo. Bentornato caro Sonny, bentornato nella Cactus Mansion, perché ricordiamo che noi... Nel Cactus Studio. Esatto, allora vi abbiamo spiegato ragazzi che in questi giorni avremmo portato una stagione 2 col botto. E perché col botto questa stagione 2 caro Sonny? La grande botta. Perché in realtà avremo anche per la prima volta la versione live studio. E che cosa si intende per live studio effettivamente? Si intende che voi vedete effettivamente le nostre luride facce gialle, però non è, diciamo, razzista, giusto? No, inteso... Perché, a parte in questo momento la mia faccia è tipo rossa, mi hanno detto che sono ustionato. Sì, sei abbastanza abbronzato caro Benny, ma l'urida faccia gialla è un, diciamo, brutta anzi, è un retaggio di un film, una citazione di un film che è diciamo quella parte di Mamma ho perso l'aereo dove il buon Kevin McAllister praticamente per fare spaventare i ladri mette il video del tizio, no, che si incontra con il cosiddetto Cobra, ok, e gli chiede dei soldi. Sì, okay? sì. Quali soldi? È quella parte. Comunque io voglio dire una cosa prima di iniziare. Io sono Benny. E io sono sempre Sonny, carissimi. Io sono Rupert. Ok. In teoria si pronuncia Rupert. Sì, molto diciamo cavernicolo. Ma comunque andiamo al dunque, ragazzi. Perché? Quindi questa stagione 2 sarà strutturata in questo modo. Spieghiamolo adesso così ci diamo il E pensiero. poi spieghiamo prima o dopo il microfono. Lo spiegheremo dopo. In modo molto veloce però in realtà. Sì. Allora avremo il lunedì, quindi ogni lunedì delle vostre settimane, la puntata live, quindi quella che state vedendo adesso. Il mercoledì avrete una puntata classica in formato audio, sempre da recuperare su Spotify, eccetera, eccetera. E poi chiaramente il venerdì, quindi fine settimana, avrete caricata nelle nostre pagine, che cosa? Una di quelle puntate che abbiamo registrato durante la quarantena con quei ospiti VIP, pseudo VIP, personaggi diciamo... Pseudo VIP, gente... ospiti ragazzi, ospiti di un certo tipo. Esatto. E tra l'altro questi ospiti noi salutiamo, che ci salutano, cioè loro ci rimproverano di continuo ultimamente perché ci hanno detto ma che fine avete fatto? Perché abbiamo registrato le puntate tipo il 20 aprile. Cioè ci sono nostri carissimi ospiti che sono già registrati al 20 aprile. Sì. Quindi dicono... Ma come finita? Sì, ma com'è finita? Quindi state tranquilli, usciranno a poco, quindi sentirete tipo pandemia eccetera eccetera. Comunque riferimenti alla quarantena, questo è il problema. Non è ritornato il tutto, Esatto. ancora, No. ma è un flashback. Sì, perché ricordiamo sempre che nel podcast del Cactus non esiste lo spazio e neanche il tempo, quindi tutto vive nell'etereo. Ok, adesso dobbiamo fare i nostri soliti ringraziamenti prima di spiegare la suite del microfono e prendere subito alla puntata. Vai. Allora, ringraziamo come sempre il caro Diego Ciolino che ci realizza le nostre grafiche. Sì. Anche se questo è detto che l'hai fatta tu. Vabbè, chiaro. Grazie Diego. Lui ci ha realizzato tutte le grafiche durante la pandemia con le sezioni spin-off, tutte queste cose. Decameron, Pandemica e Apocalypse, andate a recuperare. Esatto. Poi ringraziamo tua madre, nel senso che mi ha regalato, Ok. mi ha regalato questo gadget spettacolare. Pensavo per avermi concepito in generale. Bello, vero? questo andrà qui. Poi chi devo ringraziare? Il momento principale, faglielo fare a Rupert, dai.
Speriamo che lo sa. Ringraziamo ovviamente la Leone Production che ha lavorato per garantirci una intro spettacolare, unica nell'ambito. Sì, però non annacare quelle cose perché sennò è un casino. Spiega il termine annacare. Annacare vuol dire creare un movimento ondulatorio di una superficie che in questo caso ha fatto cadere il pannello qua retrostante. Che è il nostro sfondo con fico d'India. Perché tra l'altro, ragazzi, Fico fico d'India, d'India. ragazzi, sono cactus, quindi... Qualcuno avrebbe da ridire. no, sono cactus. Sono assolutamente cactacee, però chiederemo conferma. Ringraziamo quindi Vincenzo Liggio e Stefano Scaglione, i nostri carissimi amici dalla Leone Production, che ci hanno realizzato questo intro cinematografica che non ha nessuno. Sì, è assurdo, ragazzi. Non ce l'ha nessuno. Io la riguardo di continuo da quando ce l'hanno inviata. Veramente c'è una fotografia pazzesca, poi anche la regia, gli attori un po' così così, ma diciamo che siamo noi, quindi ci sta. Soprattutto quando effetti la leccata del cactus. Sì, quella è una piccola, diciamo, citazione a Barty Crouch. Junior. Quindi andando avanti, quindi ringraziamenti abbiamo fatti. Ora, qualcuno dirà, ma questi stanno registrando col telefonino, ma che è sta cafonata? Sì, Bene. sì. Abbiamo avuto dei problemi, abbiamo acquistato dei microfoni. Prego. Sì, allora stavo dicendo, abbiamo avuto dei problemini, in effetti. Vabbè, questi sono dei piccoli intoppi che però renderanno tutto realistico, esatto, sì, è la TV verità, come direbbe un certo avvocato, però noi non citeremo, giusto? Non lo diciamo. Allora, avvocato del web, chiaramente. Allora, ragazzi, stavamo dicendo, il microfono, ecco, vedete, noi abbiamo un iPhone in questo momento, perché? Perché abbiamo ordinato questi benedetti microfoni tipo un mese fa, sono arrivati, c'erano dei funzionamenti un po' sballati. Perché sì, erano molto... Diciamo un po' fraccotti, è la parola giusta? Sì. Sì. Scadenti. Sì, e poi cosa è successo? Poi abbiamo deciso di optare per una qualità ancora più elevata ordinando un microfono tipo top gamma, Cioè? il cosiddetto Blue Yeti, e che in realtà in questo momento è esaurito, cioè praticamente Amazon non ha più questo Esaurito microfono. nel senso che è pazzo? No, nel senso che è proprio finito. Finito nel senso... Concluso. Quindi dovremmo aspettare tipo il 6 aprile, però in realtà 6 aprile, 6 agosto. forse aprile 2022. Quindi stiamo aspettando il microfono, nell'attesa utilizzeremo il nostro buon iPhone che ci ha accompagnato e ci ha graziati della sua funzionalità praticamente all'inizio Sì, del ragazzi, podcast. la qualità comunque è buona, quindi non rompete il cactus. Bene. Io direi di andare avanti. Sì. Chiaramente Perché non ti piacciono questi occhiali? non lo so, mi ricordi un po' una segretaria, ecco, la segretaria di Ghostbusters. Non lo so. Anche un po' Sawyer, versione occhialuto. Sawyer, Sawyer chi? di Lost. Ah, ok. Salutiamo la nostra fan Paola Chiannetta, che è una delle nostre top, diciamo, ascoltatrici. Quindi Esattamente. sicuramente sarà felice di questa puntata. Faremo dei vari ringraziamenti un po' così random, diciamo così, per intrattenervi e per ricordarvi che comunque noi ci siamo sempre per voi. Ma andiamo avanti. Ops, ho dovuto fare Hai dovuto fare questa citazione, possibilmente verremo querelati. Esatto. Allora, e oggi di cosa parleremo, caro Sonny? Oggi parleremo di Sicilia, perché noi non dobbiamo dimenticare che le nostre origini sono queste. Noi proveniamo... Anche se non si percepisce. In realtà ce lo dicono tutti, cioè voi palesemente siete dei siciliani, poi chiaramente voi due, i fratelli Russo, i Russo Brothers, siete proprio dei siciliani doc a livello proprio, diciamo, fisico, estetico. Io invece sono una specie di ibrido tra un vichingo barra irlandese, ok? Tipo Ed Sheeran, però versione Ragnarok. E quindi diciamo faccio parte di questa terra, sono nato qui, però le mie fattezze estetiche sono un po' diverse, ma comunque quindi la Sicilia, Fattezze femminili. il gigante dici? Attack on Titan. Sì. Allora andiamo avanti, quindi dicevamo la Sicilia, ragazzi, la Sicilia. Oggi parleremo di parole siciliane, perché molti non sanno che in realtà la lingua italiana diciamo si è sviluppata anche grazie al contributo della scuola cosiddetta siciliana. E qui Questa è una chicca. sì, e qui Dante docet, cioè si è sempre pensato comunque, fino a un certo momento chiaramente, perché poi
diciamo, Bella questa gli chi. studi storici sono stati fatti, diciamo, anche di recente, ma diciamo, questo ormai è un dato assodato. E prima si pensava che chiaramente l'italiano derivasse prettamente dal vulgare, no, fiorentino, no? E il che ci può stare, infatti Firenze, la Toscana, è sempre stata considerata la cosiddetta culla della lingua italiana. De. Però non dobbiamo dimenticare che la scuola siciliana ha dato un suo contributo. Si sente un po' tipo di scricchiolamento, di cedimento. Cosa sta succedendo? C'è del cedimento. E quindi, caro Sonny, La scuola siciliana nacque anche un po' nel periodo e fu influenzata del periodo di Federico II, di Svevia. Sì, ma anche di Dante. Stupor Mundi. Anche di Dante, cioè Dante molto spesso cita o comunque fa dei riferimenti prettamente diciamo collegati alla scuola siciliana, quindi Dante dice cosa c'entra Dante con la scuola siciliana, veramente incredibile, e invece è così, quindi la Sicilia veramente ovunque. Quando vi chiedete come mai quando vado nell'aeroporto di, non lo so, Düsseldorf, no? E mi ritrovo con miei compaesani lì, diciamo, in attesa nel gate dell'aeroporto. Perché? Perché ragazzi, i siciliani sono? Ovunque, ragazzi, sono ovunque. Ma comunque, altra cosa bella, e voglio dire prima di incominciare la puntata, è che il dialetto siciliano è una lingua vera e propria, come diciamo, cioè non è come una cadenza, Cosa come diremo, bravo. una lingua che deriva da varie. Ragazzi, la Sicilia è il centro nevralgico del Mediterraneo. Sì. Ok? Fa parte di quelle civiltà antiche che hanno perso un po' il loro valore. Se tu ci pensi come dire, la società egizia, ora l'Egitto è un posto molto, molto povero, molto, no? Lasciato a se stesso, anche la Grecia stessa. Quindi noi abbiamo avuto quella che è il passaggio di popolazioni incredibili, arabi, normanni, spagnoli, francesi, c'è di tutto, e quindi poi questo è andato a influenzare quello che è il nostro dialetto e le differenze all'interno della Sicilia, non solo da un punto di vista provinciale, ma anche da un punto di vista paesano. Cioè da Corleone, dove siamo attualmente, Sì. a mezz'oretta, Provincia di Palermo, a sostanzialmente. un quarto d'ora di strada c'è un altro dialetto, altri modi di dire. E ora ne vedremo qualcuno. Quindi io in tutto questo sono all'oscuro, perché in realtà sono tutto il caro Benny qua quest'oggi. Sì. E andremo ad analizzare come funziona. Spiegami cosa faremo. Allora, oggi analizzeremo nella prima parte di questa puntata controllerò un po' lo 10 parole che noi utilizziamo quotidianamente nella lingua italiana, ma che non sappiamo che in realtà derivano dal siciliano. Ah, ok, top. Quindi iniziamo con la prima parola. Però prima vorrei fare un piccolo incipit su questo discorso, con un contributo di un articolo scritto da siciliafan.it. Il nome non è raccomandabile. No, in realtà sì, perché questo è un sito abbastanza attendibile. Tra l'altro c'è una bellissima bandiera della Sicilia qui, Che dovremmo mettere. che dovremmo a un certo punto mettere, ma non la metteremo adesso, forse mai. Comunque ragazzi, andatevela a cercare su Google. Allora, forse non tutti lo sanno, forse non tutti sanno, ok? Forse non lo sai, ma Ma la lingua siciliana ha dato molti contributi all'italiano, è quello che abbiamo detto anche noi. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, quindi in realtà no, la lingua dell'isola ha caratteristiche molto particolari e presenta specificità che la rendono unica nel suo genere. schermo bianco. Esatto. E quindi cosa significa questo? Vuoi aggiungere vuoi fare un commento prima che si ricarica la pagina, caro Sonny? Fai un commento, caro Sonny. Agagagaga. Ok. Oggi abbiamo deciso di soffermarci su 10 parole italiane che esistono grazie alla lingua siciliana. Sì. In realtà sono ben più di 10 le parole classificabili in questo modo, ma quella che vi presentiamo è una selezione. E quindi cominciamo con la prima parola, con il contributo anche del nostro schermo piatto. Ecco qui. La parola abbuffata. La grande abbuffata, recuperatelo. Di chi è? Tu lo sai di chi è? Allora, non mi ricordo il regista, però E allora che cosa mi però chiedi? in questo film, ragazzi, La grande abbuffata è un film spettacolare. Sì. C'è anche Mastroianni. Marcello Mastroianni, bravo. Lo diciamo subito un attimo. Sì, che è un film incredibile, proprio della storia del cinema, ragazzi, recuperatelo. Poi se amate mangiare e se amate, ecco, associare il suicidio al cibo, questo è il film giusto per voi. Il suicidio al cibo, vabbè. Benny, non è possibile, dai. Film del 1973 di Marco Ferreri. Esatto. Bene, dopo aver dato questa piccola chicca, proseguiamo. Allora, abbuffata.
O anche il verbo Ma è abbuffarsi, siciliano. chiaramente. No, è una parola italiana, stavo dicendo, però noi la utilizziamo nel linguaggio comune italiano, però deriva dal siciliano perché il verbo è entrato a far parte della lingua italiana nell'Ottocento e deriva da buffa, cioè rospo in siciliano. Quando ci si abbuffa ci si gonfia come un rospo. Quindi, Ah, quindi abbuffata è il riempimento con una buffa. Perché cosa fanno le buffe, Rupert? Qual è il modus operandi della buffa? Si gonfiano. Si gonfiano. Avete visto a me una buffa, un rospo in italiano? Cioè sono... Allora, consideriamo che voglio fare una piccola cosa. Dimmi quanto posso parlare per ogni puntata. Cioè, siamo a 15 minuti. Allora, il caro Benny è appassionato di animali autoctoni siciliani. Sì. Non so se possiamo dire questa cosa, se no tipo la Guardia Forestale potrebbe... Allora, diciamo una parte della storia. Quando c'è una buffa per la strada, lui la prende e se la mette in braccio. Però aspetta, io in realtà la salvo, perché ci sono delle... Sì, ok, la salva, ok, la prende. Spiega questa cosa però, attenzione. Allora, ci sono dei tratti, no, all'interno del Bosco della Ficuzza, che è una riserva naturale siciliana, il polmone verde della Sicilia, questo della Sicilia occidentale, come dice il caro Antonino Lala, il nostro caro Antonino, Il fotografo del cactus. il fotografo del cactus. Lala Antonino, andate su Instagram a seguirlo. Sì. E c'è una strada, no? E la notte, siccome c'è a taglio asciata, altra cosa, quindi adiacente alla strada, si trova un lago. Quindi c'è una migrazione notturna di queste buffe dal bosco al lago. Sì. Però quest'ultime poverine vengono molte volte schiacciate dagli automobilisti nella notte. E quindi Benny asserisce di salvarle, quindi le prende, le tocca, però toccandole e prendendole, queste buffe che hanno un colore anche marroncino verde, sono veramente brutte. Ragazzi, sono veramente belle in realtà. Cioè, il punto è questo, voi dovete conoscere il vostro nemico, le vostre paure dovete affrontarle. La buffa, il rospo, in realtà è un animale nobilissimo, spettacolare. Prendetelo in mano, c'è quella leggenda che diceva che se si gonfia, diciamo, emette questa specie di veleno. In realtà Hai mai leccato il dorso di una buffa? Aspetta, perché leccare è un altro discorso. Se voi toccate, vi limitate a toccare semplicemente anche quelle piccole ghiandole che si trovano, diciamo, in quella diciamo, zona vicino alle orecchie e agli occhi. Orecchie, eh? Vabbè, sì, chiaramente ci sarà un apparato. Dei buchi, non hanno delle orecchie. Sì, vabbè, Hanno l'orecchio umano tu. Allora, la prossima puntata faremo un piccolo collage, anzi chiediamo a qualche nostro amico che ci fa un collage di una buffa con le orecchie umane. esatto. E quindi che cosa succede? Questa membrana, comunque questa sorta di piccola escrescenza, che queste due escrescenze che sono all'estremità, nella parte diciamo Del cozzo. no, della parte laterale più che altro della testa. Nel temporale, bravo. C'è questa mucosa che viene, Liberata? sì, volevo dire, Secersa? secersa, è il verbo, cioè, la declinazione giusta, secersa. Hai ragione. Comunque, Secernere. in ogni caso, questa mucosa che secernono è chiaramente molto, diciamo, irritante per le mucose, diciamo, del predatore di turno. Quindi, se voi siete una volpe e andate a mordere quella parte, chiaramente vi irritate la bocca. Però, se voi vi limitate semplicemente a toccarla e non vi infilate le dita, non vi ficcate le dita negli occhi, chiaramente. Quindi tu dici toccare ma non leccare. Esatto, toccate, Perfetto. ma non leccate, mi raccomando. Quindi, in realtà, guardandole da vicino, questi rospi sono veramente belli. Ma io prima voglio fare anche un piccolo saluto, perché una delle nostre fan è un rospo. è un po' collegata a questo discorso della buffata, perché la nostra cara Silvia Buffa ci ascolta sempre, quindi ciao Silvia. Andiamo avanti. Ah, così? Top. Passiamo all'altra parola. Intrallazzo. Ragazzi, la parola intrallazzo non è una parola siciliana, è una parola italiana, però deriva dal siciliano, a ben vedere direi. Perché si definisce così un imbroglio, un affare illecito. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale questa parola entra nella lingua italiana in seguito allo sviluppo del mercato nero. Quindi in realtà questa parola è italiana, ma deriva dal siciliano. Ah, un'altra cosa vorrei aggiungere prima di lasciarti il microfono, caro Rupert, perché in realtà abbuffarsi, tornando alla parola buffare, abbiamo detto che deriva da buffa, ma buffa da dove deriva? Dalla parola latina, quindi dalla, diciamo, nomenclatura scientifica
del rospo e che è bofis, quindi buffa. Quindi noi siciliani facciamo riferimento al latino praticamente. Ma io in merito a questa parola, intrallazzo, di solito c'è associato un gesto sostanzialmente, che dovrebbe essere tipo questo. Un ammuino. Diciamo che il siciliano, ecco, Rupert ha dato un buono spunto. Diciamo che il siciliano è una lingua che è un mix tra vocale e gestualità, ok? Quindi molte volte noi associamo alla parola il gesto. Già l'italiano lo fa, però il siciliano ancora di più. Quindi associazione della parola intrallazzo con la mano, è così. Sì, esatto. C'è un intrallazzo, ok? C'è una truffa, Un ammuino. un ammuino, Sì. sempre che vuol dire intrallazzo. Esatto. Bella comunque, mi piace. Andiamo questo modo avanti. strano. L'altra parola invece, no, non è sciabbica. Scippo dov'era? Intrallazzo, scippo, avevi ragione tu. Attenzione! Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Allora, scippo è una parola di origine siciliana, utilizzata nel meridione, è entrata a far parte dell'italiano anche con un significato figurato. Quindi, ragazzi, nel codice penale esiste la parola, o meglio, la definizione di furto con strappo, che è quello che viene gergalmente definito come scippo. Quindi, però, Sembra una parola giapponese. Sì. Shippuden. Scippo. Quindi Naruto Shippo. Comunque sì, ragazzi, quindi la parola scippo è una parola che deriva dal siciliano. Quindi ora lo sapete. Andiamo avanti. Non vogliamo dare la dietrologia sullo scippo, sullo Io stereotipo sinceramente non ho nient'altro da dire. Voi volete aggiungere qualcosa sulla parola scippo? stereotipizzazione del terrone che In scippa. effetti in questa elencazione che stiamo per presentarvi ci sono molte parole che sono utilizzate anche nella criminalità, quindi abbiamo intrallazzo, scippo, metti il prossimo, cioè ragazzi, lupara, cioè non è voluta questa cosa, poi non lo sappiamo, cioè insomma mi dissocio. Lupara. Mi dissocio. Lupara. Andiamo a lupara. A quanto pare, in origine, il termine non indicava il fucile, ma le munizioni per uccidere i lupi. Quindi in Sicilia c'erano i lupi, ragazzi. Forse ci sono ancora? Ci sono ancora? Non lo so. Ma guarda, credo proprio di no. Credo che il lupo sia presente in Italia nella zona appenninica. Il lupo Antonino lo appenninico. saprà, Antonino. E Antonino parlava di un lupo appenninico nelle zone delle Marche, che è un lupo di piccola taglia che si trova in quei boschi di lì. Se voi volete venire in Sicilia, non capisco perché non veniate. Abbiamo Il posto più bello del mondo, ragazzi, è Vabbè, questo si l'isola sa. più bella del mondo, la terza isola più bella del mondo. Esatto, Non però so quali sono le prime due, però. Non mi... una è un'isola dell'Australia e l'altra è un posto caribico, però considerando la biodiversità del territorio siamo al top. Perché comunque se tu vai in quelle isolette caribiche eccetera eccetera becchi sempre sabbia, cocco e palme. Ma quindi tu Fine. tipo una persona che viene ad esempio dal nord Europa Sì. e lo dovesti invitare in Sicilia, dove lo porteresti? Intanto dovrei fare dei filtri. Cioè, tu cosa preferisci? Che noi possiamo effettuare vari tour diversi. Possiamo fare mare, montagna, tour culturale, tour culturale, tour naturalistico, tour culinario. Sì. Quindi tu dici to, In che senso culinario, scusa? Culi in aria. dici to, io Dici to. to. Tacci tu, dici to. Io voglio, ecco, ho bisogno di vedere un posto dove c'è cultura ottilati. Bene, ti porto a Palermo, ti faccio fare il percorso Ramboro-Ormanno, ti faccio fare, che so, un po' la zona del Catanese, eccetera, eccetera. Voglio fare un viaggio naturalistico, ti porto sull'Etna, ti porto nel centro della Sicilia, alle nostre zone. del Sentire cosa ha da dire Rupert. Se dovessi scegliere un posto, tipo, indipendentemente da quello che vuole fare quello, tipo mare, montagna, dove lo porteresti se fossi... se dovessi venire qua in Sicilia? Dove lo porteresti? Un posto? A Palermo lo porto. Ok. Tu, Benny? Io a Catania. Ottimo, quindi ci dividiamo bene le benevolenze di tutti. E tu, Rupert, dove lo porti? Io lo porterei a Cefalù. Bravo. Quindi siamo al top, cioè nessuno si può Un'altra cosa? Anche Trapani merita. Tutta quella zona lì merita.
Merita, però non lo porta Lizioli senza portarlo prima a Palermo e fargli fare il percorso napoletano del 1200, capisci? Tra Capito? l'altro voglio dare una piccola chicca ai nostri ascoltatori, perché in questi giorni avrete una puntata speciale con una guida turistica specializzata in Palermo e appunto cominceremo questa nuova rubrica, questo nuovo format dedicato proprio a Palermo a 360 gradi, quindi parleremo di singoli monumenti, di singole realtà locali presenti appunto a Palermo per aiutarvi a comprendere quanto la nostra storia sia incredibile, ragazzi. Eh sì, lo sai perché Benny questa puntata in realtà mi sta piacendo? Hai avuto una buona idea, perché comunque è un po' correlata a quella semipuntata che avevamo fatto ieri sulla blackface che poi abbiamo deciso di spostare perché comunque è un tema molto complicato e molto serioso, mentre volevamo un pochettino come prima puntata visiva fare un po' di, no? Di goliardia. Però anche lì noi del sud, noi suddisti, abbiamo quella forma di abbiamo quella È forma legato alla blackface del sud. abbiamo questa forma di tra virgolette vogliamo dire discriminazione, vogliamo dire stereotipizzazione del personaggio siciliano. Cioè già l'italiano è un personaggio stereotipato, il siciliano ancora di più. Se tu guardi sempre il personaggio siciliano all'interno della trasmissione televisiva di Cucina X, non facciamo dei nomi, di qualsiasi trasmissione, Anche ambito cinematografico magari è straniero, quindi il siciliano è sempre stereotipato come un po' stupidotto. E l'idea della Sicilia è un'idea di una terra il pigro, lo pigra, stupido. di una terra arida, pericolosa, Sì. disorganizzata, che per certi versi, per alcuni versi è vero, come la disorganizzazione per certe cose, eccetera, Diciamo che gli stereotipi nascono anche da una, diciamo, configurazione della realtà. ma lo stereotipo è un'estremizzazione della realtà. Esatto. Se voi avete la curiosità di venire in Sicilia, vi renderete conto che è un posto incredibile con le sue difficoltà, ma sono talmente, Sorvolabili. secondo me sì, a questo punto, forse perché ci siamo anche abituati, quindi sono di Milà, viene qua e dice i trasporti dove sono, cioè per noi è ovvio spostarsi autonomamente con la macchina. Cosa ha detto? Nel frattempo ha detto Pita Mellà. Ha detto Millà. Pitamella! Lo devo dire. Sì. Se non sapete cosa vuol dire, dovete recuperare la puntata con Manuel Meli, doppiatore, che troverete su Spotify. Doppiatore di Hunger Games, dove interpreta Pita. Mellac. Comunque, la lupara, avevo qualche altra cosa da dire? Niente, è un fucile, si usava nel periodo quello brutto. Diciamo che appunto questo ci fa capire come prima c'erano i lupi effettivamente, Esatto. piedi. Andiamo avanti. Sciabbica. Allora, questa parola a me ricorda Che è anche un cognome. Esatto, ho un cognome o anche addirittura una, non so, una specie di inciuria cosiddetto, un nomignolo. Cosa vuol dire l'inciuria? Ecco, altro trivia. In Sicilia, nei paesi, le famiglie, circa l'80% delle famiglie, ha un'anciuria. L'anciuria sarebbe il nomignolo, soprannome identificativo di quella famiglia, correlato a alcune caratteristiche fisiche, comportamentali o lavorative. Ti è piaciuto? I Malavoglia. Ah, mi sembra che stavi dicendo un'anciuria qua di cosa. Come i Malavoglia? I Malavoglia è un'inciuria della famiglia, appunto. Io mi stavo dicendo come. Del fulminato. Per esempio, noi non abbiamo inciuria. No, la nostra famiglia non abbiamo inciuria. Non lo sappiamo. No, non ce l'abbiamo. Forse le stiamo creando noi, magari. Noi saremmo tipo... I cactus. Non lo so. Benne l'abbronzato. Comunque la mia faccia dello stesso colore di queste occhiali. Allora ragazzi, Sciabbica che a me cosa fa pensare? A me fa pensare a una bellissima serie TV, sitcom, diciamo Bravo. comedy, che sarebbe Boris, ragazzi. Hanno da poco messo questa serie TV. Lasciamolo così, no? Sì, ecco Goliardi. O poi ti Goliardi. incazzi il fatto che non sia un piano inclinato. Provaci di nuovo, provaci ancora Charlie. Ok, quindi stavo dicendo, a me fa pensare questa serie molto bella che è Boris, che hanno da poco messo su Netflix, quindi vi invito a recuperarla, è una serie italiana, quindi magari qualcuno potrebbe dire ma che è sta cafonata? Ma in realtà ragazzi merita veramente tanto, è uno di quei prodotti di nicchia eccellenti del nostro panorama. Ma perché gli stai leccando il culo? Non lo so, perché ti giuro mi piace un botto. E Sciabbica è uno dei personaggi.
Non so se è veramente il cognome di questo Ma personaggio. sciabica cosa vuol dire? Allora, Dai. sciabica cosa significa? Sciabica, quindi è una parola che si utilizza in italiano, ma come sappiamo deriva dal siciliano perché questo è il format. Questa parola ha origini arabe. Shabaka. Quindi chiediamo assistenza al nostro caro amico Riyad, Esatto. tuo cugino. Esatto. Carolina. O anche Carolina. Carolina non mi fido di Carolina. Allora diciamo, com'è lo ripronunciamo? Cazzo. Shabaka o Shabaka? Shabaha. Shabaha. Ed è entrata a far parte della lingua italiana già nel 1600. Grazie. Posso fare un piccolo trivia, scusami un attimo? sì. Voi sapete che a Palermo, nelle strade del centro storico più antiche, trovate nella dicitura della via la scritta in arabo, cioè in italiano e sotto in arabo. Spettacolare. Esatto. E quindi dicono che Palermo sia un paese, una città razzista o comunque... Non ho mai detta sta cosa. No, però magari... Credo che Palermo sia uno dei posti in Italia dove ci sia più integrazione culturale di tutti. esatto. Ci sono veri e propri quartieri e zone dove c'è un miscuglio. Hai detto bene, miscuglio, non c'è mai ghettizzazione. No, questo è un miscuglio, è un, meglio, è un mashup. Probabilmente ci saranno anche queste zone un po' più ghettizzate, come diciamo. Assolutamente no. Però, ci saranno sicuramente. No, fratello. Va bene, ok. Ci sono le zone dove c'è una maggiore concentrazione perché sono magari zone popolari dove anche l'affitto della casa ha un prezzo diverso. Cioè, Questione di questo- mercato. Una questione di mercato. Ma quindi cosa cazzo significa? Devi usare la parola cactus. Cosa cactus? E neanche la parola greve posso utilizzare perché è bandita. Ah, ok, grave. Cosa possiamo dire su questa parola? Allora, che cosa significa, ragazzi? Indica la rete da pesca a strascico. Quindi, ragazzi, ora lo sapete. Non lo sapevate prima. Io non lo sapevo. Anche io. L'ho scoperto proprio in Però una parola che comunque mi dà fastidio. Sciabica. È troppo Mi sa brutta. di romanaccio, però. Mi sa di romanaccio, mi sa di... Ma che non c'è una correlazione tra romano e sport. No, assolutamente. Ma Ci dissociamo, sono cose la separate. rete da pesca non penso che sia proprio così linda e profumata. Linda è anche un nome, incredibile. Sì, salutiamo Linda. Esatto. Allora, trazzera. Ragazzi, La trazzera che cos'è, io ero cari? convinto che fosse una parola proprio siciliana. Invece, ragazzi, la trazzera si utilizza anche a volte negli atti giudiziari. La trazzera. Ma che cos'è la trazzera? È una stradina. Perché la pronuncia siciliana. Strada non... La pronuncia siciliana quale sarebbe? Fagliela dire Robert. Roberto non sa parlare siciliano. Ah, ok, come me Io. allora. Trazzera. Cazziera. Sentiamo la tua? Trazzera. Porca troia. È un'altra, Cioè, rendete è un'altra parola siciliana questa, ragazzi. Io non lo tocco più, mi salto in aria. Lascialo là. È Ma la trazzera che cos'è? È una Sì, strada di fortuna sì. che si realizza nelle zone di campagna dove non c'è la strada asfaltata, ma c'è questa strada battuta. Battuto vuol dire che tramite il passaggio di un mezzo, di un animale, Sì, si crea questa trazziera, questo battuto di terra, sì. che è una strada sostanzialmente di fortuna, che però può essere attraversata dai mezzi. Esatto, hai detto tutto tu. Trazziere le campagne. Possiamo andare avanti. Queste strade a sua volta vengono utilizzate da particolari coppiette giovani Ok, per comunque passare del tempo, condividere Ma aspetta, Condividere il tempo, non mi guardare male bene, io tranquillo non dico niente. ma in che senso? Mi hai guardato male. No, guardami bene io. Anzi, no, aspetta. Meglio che ti metti... Per condividere il tempo in un posto appartato. Abbastanza appartato. Ma questo è chiaro, ragazzi. Ma, Sì, ma- fammi capire, queste coppiette si mettono fuori dalla macchina, ovviamente. dentro la Ah, mano. dentro la macchina? Ho capito. E per caso si appannano i vetri? Come in Titanic? E come anche... Sfarzo! Sfarzo! Allora, andiamo avanti, ragazzi. Sfarzo. Anche questa parola, molto comune nella lingua italiana, in realtà. Comunissima. Sì. Si tratta di un termine siciliano, ragazzi. Quindi anche questa Che è deriva? nostra. È comune ai territori dell'Italia meridionale che hanno... Palla di pelo. Sì, che hanno subito, che hanno subito la dominazione spagnola. Esatto. L'origine molto probabilmente dello spagnolo disfarce, Sembra cioè in inglese. maschera. È una gimmick. È una gimmick, bravo, perché in realtà sfarzo... C'è questa effettivamente- correlazione in realtà, se Sì, ci pensi. lo sfarzo significa che tu stai indossando un'estetica, una maschera appunto, una prosopon, no? Sì, vuol dire maschera. Cazzo dici? Sì, ovvio. greco. Sì, sì. Prosopo. Anzi, cultura.
Cucura. Una volta l'abbiamo messa in una Beh, puntata. troppo bella è stata. Una delle prime puntate. E sfarzo deriva da... Leggi tu questa parola. Disfarz. Non si pronuncia... Disfarz. Disfraz. Disfraz. In spagnolo la Z segge Th, quindi disfraz. Ah, non lo sapevo. Beh, potremmo chiedere, insomma, qualche Che nostro abbiamo in Spagna? Mi pare c'è stata... Ciccio Camonita. Ah, giusto. Ciccio, ragazzi, vive in Spagna 8 anni. Esatto, esatto. Dice. Allora, Andiamo avanti. Sfuso. Allora, io qua voglio fare un piccolo aneddoto innanzitutto. Togli una S? Mettici tipo la tua faccia per coprire la S. Tipo così. Allora, ragazzi, io voglio fare un piccolo aneddoto perché quando ero piccolo vuoi fare o dire? Voglio- Fare non è che si crea, l'aneddoto è già esistito. voglio farlo in questo momento. Ok. Lo voglio dire. Allora, questo aneddoto consiste in questo. Allora, quando ero piccolo, frequentavo, diciamo, un quartiere popolare, diciamo così. Ma dove? Ero A convinto, Corleone o a Palermo? non facciamo nomi, ero convinto che la parola sfuso fosse una parola siciliana proprio in dialetto totale. Perché io non la usavo mai, nessuno me l'aveva mai insegnata neanche in famiglia. Quindi quando si andava tipo al tabacchino, ma hai due caramella sfusa? Io pensavo, tipo, non sapevo neanche cosa significasse. Scusami, dai una sigaretta sfusa. Com'è questa cosa? Scusa. Mi dai una sigaretta sfusa. È quello che tu dici alla ragazza prima di essere quittato, che vuol dire abbandonato a te stesso. Scusa, c'è una sigaretta sfusa. Ok. Troppo brutto. E quindi, comunque i miei occhiali ti piacciono? Sì, comunque ci sono nei tabacchini le caramelle sfuse. Sì. Stavo dicendo una cosa grave. Comunque c'è di tutto sfuso. Sfuso, ma anche il vino. Quando le diciamo. Madonna, così. Mi dai un po' di vino sfuso. No, il vino sfuso è il vino della casa, no? Ah, Non lo sì? so. Ma questo è un po' modificato in questo momento di vino. No, perché sono le 11:40 del mattino. Un vino sfuso, guarda nel dito, piglia un vino sfuso. Il vino sfuso è il vino della Sono astemio, sono astemio. Piccolo aneddoto, praticamente, Bernardo, anzi Benny, che non posso dire il nome perché si incazzo, non beve alcolici, ok? Anche se c'è una festa assurda e tu gli dici se non bevi lo spumante ti porta a sfiga, bagnati le labbra, quindi lui non lo vuole fare. Infatti sono troppo fortunato nella vita, assurdo. Sì. No, è sono fortunato. fortunato Tu, nonostante tu sei fortunato, Benna. E praticamente quando andiamo alle feste lui beve solamente il latte di mandorla. Cioè quando noi facciamo i festini e compriamo il gin, il vodka per fare gin tonic, tutte queste cose. Negroni, vodka tonic, vodka Negroni è lemon. bannabile Negroni? Assolutamente no, perché è il nome di un cocktail tipico italiano fatto con bitter, Campari e del gin. Un terzo, un po' di arancia e 2 cubetti, 3 cubetti A di ghiaccio. proposito, vorrei dire una cosa. Un tizio entra in un bar e dice un Campari e il barman risponde ah perché un moreto? Ma questo lo dobbiamo spiegare o no? Resterà così Resterà così. Resterà così. Questo è che io direi di andare avanti perché è grave. Allora, quindi dopo sfuso, quindi ma abbiamo detto l'etimologia di sfuso o l'abbiamo proprio glissato? È glissata, ma dobbiamo dirla, perché sfuso si tratta di un termine siciliano comune ai territori dell'Italia meridionale. Questa parola mi fa impastare la lingua. Ti arriva un pugno dietro la nuca ogni volta che dici meridionale, meridionale. Tipo Vasco Rossi, che hanno subito Bocca impastata, Mike buongiorno, la YouTube. dominazione meridionale. Quindi stavo leggendo un'altra cosa. Comunque si utilizza per indicare qualcosa che non è confezionato. Deriva dal termine siciliano sfusu, vedi? Ed è comune a molti territori dell'Italia meridionale. Però è una parola italiana. Quindi, grazie. Andiamo avanti. Omertà. Omertà è una parola Che è la tipicità dell'essenza, diciamo, siciliana. il socio. No. Sto dicendo, intesa come quella cosa che avevo detto precedentemente, cioè come. Caratteristica accentuata. Sì, che si chiama? Stereotipia. Stereotipo, quindi è una stereotipizzazione anche dell'atteggiamento siciliano, dell'omertà, a meglio parole chi da consiglici, cioè la miglior parola è quella che non si dice, eccetera, eccetera. C'è possibilità di addrizzare quel quadro? Sì. Vediamo. Ieri era molto più stabile. Parla della parola omertà. Sì, allora io vorrei dire semplicemente una cosa. Questa parola è di origine incerta.
Allora, ma è conosciuta già dal 1800. andato. Ma non importa questo, perché l'ipotesi può essere accreditata e deriva a quanto pare dal latino humiltas, Umiltà. Vabbè. che è diventato in siciliano umiltà. Quindi deriva da umiltà, ragazzi. L'omertà, quindi dice sii umile. Vabbè, che non c'è Sì, un... Allora, bisogna capire effettivamente l'umiltas, che cosa si intende l'umiltas, perché ovviamente non è traducibile semplicemente con umiltà, perché il latino chiaramente ha molte sfaccettature da questo punto di vista, quindi chiederemo ai nostri amici latinisti. Latini. No, i latini proprio, i greci. Latinisti? Certo, ce ne abbiamo Sì. tantissimi. Ah, vuoi sapere una piccola chicca a proposito? Sai come si chiamano gli studiosi di diritto romano? No. Allora, gli studiosi di diritto penale, o comunque gli avvocati Peni. penalisti, Sì. di civile, Civilisti. di amministrativo, Amministrativo. no, amministrativista, non lo so, divorzio, Divorzista. oppure, non lo so, commerciale, Commercialista. vabbè, sì. Ma, ragazzi, gli esperti di diritto romano si chiamano? Romanisti. Assolutamente sì. Sì? Si chiamano romanisti. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Canestrafo! Allora, qua abbiamo qualche dubbio, perché io in generale non utilizzo questa parola in italiano, non so neanche cosa significa. Canestrato o canestrato, secondo te? Ovviamente si dice canestrato, che è un tipo... Controlla la tempistica qua. Controlla la tempistica qua del cellulare. Sì, siamo a 41 minuti. Vai. Canestrato. Canestrato è cos'è? Un tipico formaggio. Vediamo la... Bravo, hai ragione. Vabbè, Non lo sapevo, non lo sapevo. Se tu non sai che è il canestrato... Io non sapevo che il canestrato era un formaggio, non lo sapevo. Sto imparando questa cosa qui e sono contento di imparare. Vai. Se tu non sai che si chiama canestrato. No, non lo sapevo. Spiegami il canestrato e poi vi Vuoi dire spiego. qualcosa tu, visto che sei così Prima leggi saccente? questa cosa. Vabbè ragazzi, il canestrato è un tipico formaggio siciliano fatto al latte di vacca. Cioè, si sa. Ok, deriva dal siciliano cannissato ed è un tipo di formaggio simile al pecorino Quindi pecora. che Secondo me va. si ripone nelle ceste di vimini. Esatto. Il termine è entrato a far parte della lingua italiana degli anni 60 circa del Novecento ed è registrato da tutti i vocabolari. Quindi a quanto pare esiste questa parola che deriva dal siciliano. Però questo è scontato perché chiaramente... Chiamato anche tumazzo. Ah, questo è il tumazzo. Ovvio, a pasta dura di latte vaccino, come dicevo io, anzi misto al latte pecorino. Quindi è un misto tra latte di vacca e di pecora. Quindi è la tuma. Tipo, no? Tipo tuma. Sì, tipo tuma. Esatto. Grazie. Esatto. Ok. Ho avuto un piccolo rigurgito. Allora, questa è la parola classica, però prima di parlare Questa è la parola. Sì. La parola di Di che? Yahweh. No. Citazione. Elio e le storie tese. Bravo. Ma scusami Benny, come ci organizziamo col tempo? Perché altre 10 parole non ci arriviamo Ci a fare. ci arriviamo. Non abbiamo necessariamente un'ora di tempo, abbiamo tempo infinito in realtà, perché non abbiamo la cosiddetta spada di Damocle che Minchia. abbiamo su Spotify, siamo tranquilli. Sì. Allora, prima di parlare di queste nuove parole, perché abbiamo finito le prime 10, parliamo delle altre 10, che sono prettamente siciliane. Quindi abbiamo parlato delle parole italiane, che però derivano dal siciliano, adesso parliamo delle parole siciliane vere e proprie. E prima facciamo un piccolo intro. Il siciliano viene considerato un semplice dialetto, ma in realtà è una lingua vera e propria, come abbiamo detto. Sapevate che Cazzo, no. l'UNESCO riconosce al siciliano lo status di lingua madre? Infatti, se voi vedete, anche su Facebook potete scegliere la lingua e mettere il siciliano. Ma che dici? Assolutamente sì. Eccovi allora una lista con le 10 parole siciliane da conoscere e da imparare prima di intraprendere un Prima di viaggio morire. in Sicilia. Ecco quello che dicevamo prima. Siete turisti? Venite qui e sentite queste parole. Seguite questo podcast e sapete di cosa stiamo parlando. Saprete. Sappiate che i Saperlo. siciliani riescono a comporre il 50% di una frase usando solo questi 10 termini. Questa è una cosa molto azzardata da dire, però. Vediamo. Allora, parliamo di minchia. Chiaramente, ragazzi, tutti sanno che minchia è l'organo genitale maschile, però non dobbiamo semplicemente sminuirla in questo modo, secondo me.
dobbiamo aggiungere anche qualche altra informazione, perché questa è la prima parola che sentirete appena arrivati in Sicilia. Cioè voi scendete dalla scaletta dell'aereo e sentirete echeggiare questa parola. Minchia. Allora, aspetta. Possiamo dire le varie cadenze di minchia? Sì. Perché è tipo, la minchia è inserita ovunque, è come una virgola, noi lo diciamo Dipende sempre. dalla situazione. Esatto. Se è una Cioè, situazione grave, tipo una situazione gravissima, minchia. esatto. Allora, ecco, bravo. Questa è una cadenza tipo, minchia, grave. Oppure, minchia, vuol dire, hai fatto una cosa top. Sì. Top. Oppure, minchia. Minchia vuol dire così, minchia vuol dire Ma poi c'è anche la variante, Bravo. ma poi c'è anche la variante sei un minchia addirittura. sei un minchia, ok, che sei un'offesa ovviamente, oppure sì. Vabbè, comunque minchia è Tante con varie cadenze ha un'accezione positiva o negativa. chiaramente minchia è il concetto chiave di tutta la lingua siciliana ed è difficilmente sentirete delle frasi che non contengono questo vocabolo. È un po' stereotipata quest'arte. Ma è vero, questo è vero. È In come, pratica- è come il de fiorentino del È livornese. un po' la bestemmia Oppure la veneta. bestemmia random Veneta. buttata lì veneta, un Sì, po' sì, sì. come una sciabolata. Fai un esempio di bestemmia, dai. Dai. In che senso? Tipo il Veneto cosa direbbe, ad esempio? Io non bestemmio. Ok, andiamo avanti. Eh, Non succederà. Podcast del cactus, non succederà. Allora, difficilmente sentirete delle frasi che non contengono questo vocabolo. In pratica noi siciliani lo usiamo quasi come fosse una virgola. Vi consiglio quindi di imparare a conoscere il termine in maniera corretta, perché se usato al momento giusto renderà la tua frase più comprensibile. Letteralmente rappresenta l'organo sessuale maschile, ma nella nostra lingua assume così tanti significati che a primo impatto potrebbero disorientarti. Minchia sostituisce la parola cioè, indica stupore, apprezzamento, gioia, irritazione, fastidio, paura, disprezzo, meraviglia. A volte, È la parola. sì, a volte potresti anche sentire la forma abbreviata mi, Ah, sì. che deriva da questo. Sì. Posta esclusivamente a inizio frase, ma il significato rimane invariato. Andiamo avanti, perché questa ne parleremo. Bellissimo. Allora, qui abbiamo cosiddetto compa e mbare. Queste due varianti ce ne vuoi parlare tu, caro Rupert? Perché abbiamo scritto queste due varianti? Anche se poi vi faccio un'altra variante riguardo alla nomenclatura del gruppo di ragazzi siciliani presenti in diverse zone della Sicilia. Perché questo è ghettizzato a due zone, sostanzialmente, che ora Rupert ci dirà. Ma ce n'è delle altre. Allora, zona palermitana sostanzialmente si utilizza compa. Ovviamente tipo può essere C'è la ovviamente variante, citando un nostro caro amico. campa. Poi in realtà manca impare, perché c'è imbare e impare. Perché questa qua invece è più zona Catania e Ragusa. Catania, Siracusa, Ragusa. Il mare e il compà sono utilizzati anch'essi come una sorta di virgola. Cioè, per esempio, il catanese ti fa il tipo di discorso: oh, mare, spacchiossi in mare. Cioè, 3 volte te lo mette, inizio, centro e fine. Stessa cosa noi. Compà. Ecco, che vuol dire? C'è anche la variante cumpa addirittura. Cumpa, che è più della zona del misilmerese, palermitano. Vabbè, ma anche- Cumpa è più del palermitano, mentre Compà è più dell'entroterra siciliano, Mare è più del catanese siracusano ragusano. Nel messinese, tu lo sai come si dice a Messina, si chiama, no? Tu lo sai? No. Lo sai? No. Figlioli. Che prende Messina e Calabria. Infatti, I lo figlioli. sento spesso dire alla madre di Marco Merrino, che è di Messina. Ovvio, figlioli. Figlioli è tipico del messinese. Abbassate la musica, figlioli, non è orario. Bravo, preciso, l'hai fatto preciso. Bravissimo. E quindi cosa c'è? Bellissimo, bellissimo. Cosa c'è il comparembà? Allora, come si può facilmente intuire, il significato letterale del termine è compare, ma in Sicilia viene utilizzato in maniera generica e informale per salutare un amico, un conoscente o addirittura uno sconosciuto con cui si vuole stabilire un rapporto o entrare in confidenza. Compà. Nella parte orientale dell'isola sentirete usare principalmente la forma mpare, mbare, mentre in Sicilia occidentale si predilige l'uso del termine compà e cumpa. Io aggiungerei che compa viene utilizzato anche se ti stai aggaddando con uno che non conosci. Quindi non lo chiami. Ma gaddando cosa vuol dire? Termini così random. Ti stai, diciamo, inalterando contro un'altra persona che non conosci, magari di una serata hai adottato qualcuno. Allora, semplicemente aggaddare,
che deriva dal termine gallo, ritorna sempre la gallina al podcast, ricordatevi l'animale sacro del podcast e comunque spunterà nello studio. Spunterà tra l'altro in una puntata con un ospite, o anzi con un gruppo di ospiti importanti. Aspettate. Quindi aggaddamento deriva secondo me dal combattimento tra galli che si realizzano, tra questi galli selvatici che fanno questo ring. Quindi quando tu ti aggaddi, appunto ti azzuffi, ti litighi, puoi utilizzare la parola oh Campa. Alterco. Poi? Andiamo avanti. Mizzica. Mizzi che è un minchia elegante se ci pensi. È più È un'esclamazione che indica meraviglia, stupore o incredulità verso qualcosa ed è facilmente traducibile con perbacco o caspita. Ha lo stesso significato di minchia. Per dire senza troppi giri di parole, mizzica ha lo stesso significato di minchia, ma si usa quando l'ambiente e il contesto richiedono maggiore formalità e ritegno. Quindi se siete proprio durante la cresima, Mizzica che caldo, delicatissimo. esatto, potete dire mizzica oppure durante, non lo so. C'era a casa dei genitori della tua ragazza. Esatto. Mizzica. Che buona questa minestra. Mizzica. Una merda, a me non piace. Bruttissimo. Alessio lo usa tantissimo. Mizzica. Mizzica. Che educato. Ma va, abbiamo solo. La vaia non c'è la vaia. Non ce l'ho messo, però ci dovrebbe essere. Ok, ava. Lo puoi spiegare tu questo? Perché io non lo sapevo. Non sapevi cosa voleva ava? No, Avaia più che altro. Non sapevo. Avaia è catanese. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Te lo... Stai calmo. Avaia, lo dicono sempre, bro. Avaia. Questo termine, quindi avrei dovuto metterlo allora. Avrei dovuto metterlo. Avaia, sì. Questo termine probabilmente... E a Ragusa dice ara. Ara. Qua c'è Vaia pure, la versione. Cioè avaia e ara. E però pure Vaia a quanto Vabbè, vaia. Questo termine probabilmente lo sentirete usare solamente a Catania e dintorni. No, anche noi In italiano si può facilmente tradurre con ma va, su, via, dai. Noi lo usiamo. Avanti, dai. Sì, sì. Mischiando i termini minchia, mbare e avaia, il catanese riesce a comporre circa il 70% delle frasi. Gravissimo. Non ci credete? Provate anche voi e come per magia vi si apriranno tutte le porte della città. Quindi scusa, Ragazzi, ma qua goliardia. È goliardia al top, quindi bellissima sta cosa. A parte che qui guarda che bello questo. Futtitini, no stress integratore MCN. Vai avanti, vai avanti. Allora, altra parola, futtitinni. Allora, letteralmente futtitinni. C'è una frase storica che è rimasta nel nostro gruppo, che era così. Qua c'era dell'alcol, per esempio. Giuseppe, a fottere. Futtitini. Secondo me è una delle parole più belle, perché è super mega confortevole quando fai una cazzata e uno ti guarda e dice vabbè, fottetine. Cioè, È bellissimo. se ci pensi, futtitini ti Sgrava, rincuora. ti rincuore. ti toglie un bordello tipo di responsabilità tipo inutili. Cioè, la scena tipica è questa, ragazzi. Benna. Fottetine, attenta a me. Ok. È così. Cioè, si usa così, semplicemente. Un carta preferito Bernardo. Gli è venuta una botta, non lo so, hai fame? Molta. Ah, vero? Voglia di un po' di fico d'India. Non è periodo. Però siccome... Ci sono le scuzzolate. Lo sapete come funziona la faccenda delle fico d'India qui? Adesso stanno incominciando a spuntare i frutti. Dove sono questi qui? Se voi adesso Allora, li scuzzolate, Racconta le varianti cromatiche di questi frutti. Quali saranno? Quali sono? 3 colori: bianco, verde chiaro. Che sarebbe quello? Non lo so perché in realtà anche all'interno di uno di questi. l'altro, quello di sopra. Questo qui. Questo. Arancione e fucsia acceso. Che è bellissimo. Spettacolare. Sì. Un sapore incredibile, non sto qua a dirvelo. Cosa succede? Se voi in questo periodo dell'anno le scuzzolate, vuol dire che buttate giù questi fiori piccoli, questi frutti piccoli, nel periodo inizio autunnale, quindi ottobre-novembre, vi faranno dei frutti che sono il doppio della dimensione di quelli attuali. Non lo sapevi? Top botanico allora. Scuzzolata siciliana, quindi se per esempio ha questa, Top pollice verde. se ha questa dimensione diventa tanta, buonissima. Perché comunque tu levando il frutto è come se mandi la pianta in sofferenza e questa produrrà un frutto ancora più grosso. È incredibile questa cosa. Non lo Futtetino. sapevo questa cosa.
Quindi? E quindi letteralmente futtitinni vuol dire fregatene, ma il suo significato è molto più ampio e dietro questa semplice parola si nasconde una vera e propria filosofia di vita. Sì, esatto. Futtitinni significa prendi la vita alla leggera, pensa solo alle cose più importanti e fregatene delle piccolezze. Non sprecare tempo dietro alle cose futili o a tutte quelle cose per cui non vale la pena arrabbiarsi. Provaci e non ne proverai più fare a meno. Non ne potrai più fare a me. Non ne potrai più fare a me. Sono un po' dislessico oggi, mi sento un po' così. In Sicilia è uno stile di vita. Esatto. Anche qui un po' stereotipata come cosa. Ma diciamo che c'è. A me piace questo aspetto perché secondo me gli stereotipi, almeno dal punto di vista diciamo locale, autoctono, ci permettono anche di essere riconoscibili al di fuori diciamo, del nostro contesto. Quindi, se ci pensi, Sonny, la Sicilia, anzi, è minuscola. Proprio è un'isola proprio minuscola. Se tu andatela a vedere rispetto. Aspetta, andatela a vedere rispetto al resto del mondo. La Sicilia, quanto cavolo è piccola, ragazzi. Rispetto, che ne so, all'Africa. È proprio. Ok, però guarda qua. Guarda gli Stati Uniti, guarda la Sicilia. Aspetta, che c'entra? fermo, fammi dire questo pensiero. Perché la Sicilia, che è un'isola minuscola rispetto al resto del mondo, la conoscono veramente tutti. Tu vai, che ne so, a Bangkok, dici Sicilia, Sicily, lo conoscono. Vai in Africa, Sicily, lo conoscono. È l'isola più bella. E quindi per farti capire che nonostante siamo un'isola minuscola rispetto chiaramente a tutto il globo terracqueo, la Sicilia si è fatta valere sempre. Perché comunque, ragazzi, è un'isola top, obiettivamente. Vabbè, esatto. Che c'è da dire? Andiamo avanti. Ammatula. Minchia, Ammatula è difficile. Il termine ammatula può essere facilmente tradotto con inutilmente o invano. Molto interessante è la genesi del vocabolo. Secondo questo blog, la matula nel periodo bizantino era un'ampolla di vetro trasparente dove il medico, un alchimista o mago raccoglieva l'urina dei malati e la osservava emettendo la diagnosi e prescrivendo la cura. Diciamo che ci sono alcune patologie attraverso il quale lo studio dell'urina in un modo veramente anche arcaico, anche assaggiando l'urina, no? Sì, sì. Cioè ai tempi, per diagnosticare il diabete, no? Che è una patologia attraverso il quale si ha questo aumento del glucosio, la quale il glucosio aumenta a livello sanguigno, ok? Talmente tanto da essere poi liberato tramite le urine, perché non viene più filtrato, comunque attraversa l'apparato renale e viene liberato nelle urine. Quindi se qualcuno va ad assaggiare l'urina di un diabetico, questa avrà un sapore dolciastro. Chi non ha assaggiato? Chi non ha mai assaggiato dell'urina di un diabetico? Esatto, chi? Chi? Ma qui continua con una frase un po' divertente, perché qua dice: il più delle volte però il paziente moriva e i parenti dicevano ha parlato la matula, che successivamente diventerà parlare a matula, cioè un intervento medico inutile. Ah, bella sta cosa, geniale. La tecnologia non l'avevo afferrata mai, però carina. In realtà non hai come saperlo, non hai come, se non sai questo dietrologia, questo aneddoto, non hai come risalire alla parola ammatula. Tu parli ammatula. A minchia. Però io ero convinto che intendessimo più che altro, ecco, il groviglio, no? Il nodo, ammatula, non so, mi dava questa sensazione. Ma non è così. Esatto. Peri. Allora, Pere, detto in siciliano pere, con una I nascosta tra la P e la E iniziale. assolutamente sì. Tradurre questo vocabolo risulta veramente difficile perché letteralmente peri significa piedi. Come si può facilmente intuire, questa traduzione però non ha nessun senso logico. Se ci pensi, che vuol dire piedi? Sono piedi. Ma che sto arrivando tipo? No. Piedi sono in giro. O in una piazza e stai lì. Bazzichi lì. Bazzichi? Che in giro. Buzz. La traduzione più corretta è quindi in giro. In Sicilia infatti non si va mai in giro, ma si va peri. Esatto. Va bene, andiamo avanti. Questa è la più bella. Camurria! Anche qui sembra il giapponese. Assolutamente sì, camurria.
È facilmente traducibile in italiano con seccatura o noia. A voler essere più precisi, il termine indica un fastidio ben preciso, cioè quello insistente e reiterato nel tempo da parte di persone noiose che, se non bloccato immediatamente, si può trasformare in uno stato di incazzatura vera e propria. E che camorria! Esatto. Camorria! Questa la parola successiva, se stiamo passando alla parola successiva, Avete qualcos'altro da dire su questa camurria? ma no, Allora vai avanti, caro Sonny. è la parola più bella per me, perché è completamente, ha un significato opposto spostandoti da Palermo a Catania, cioè è l'opposto. E infatti dobbiamo proprio dire questa cosa. Intanto c'è una... Ma chi è questa? Questa Una è, pacchiona. no, questa è, sì, è una pacchiona, chiaramente, ma In questa, termine catanese. sai chi è questa? Questa è la cucinotta. Sì, sì. Sì. Vedi intenditore? Secondo voi possono mai coesistere due significati opposti nello stesso termine? In Sicilia evidentemente sì. Quindi è la terra delle contraddizioni, ragazzi, no? Il significato di pacchione, infatti... La Sicilia è un ossimoro vivente. Bravo. Il significato di pacchione, infatti, cambia da una punta all'altra dell'isola. Questo vocabolo rappresenta un elemento di profonda divisione tra palermitani e catanesi. Alle falde Del Kilimangiaro. alle falde dell'Etna, Para Ponzi Ponzi Po. pacchiona sta ad indicare principalmente una ragazza bellissima e attraente. Insomma, un vero e proprio sogno erotico. Perché? Perché la parola... Perché... Ripetita Juventus, caro Benny, perché la parola pacchiona deriva a sua volta da un termine siciliano catanese che indica l'apparato genitale femminile. Piri? No. Piripicchio? E Piri? Pacchio. Pacchio è il termine che identifica, che comunque anche se ci pensi troppo identificativo. Però la parola pacchio mi sa, Serio? mi sa di un volgare incredibile. Proprio è troppo volgare. Sicuramente non è come dire curbitacea, ma ti sto dicendo, se ci pensi è identificativo, Ben. Sì. Cioè- È pacchio. Scusami, secondo te non è identificativa? Sì. Diciamo che io preferisco la versione più elegante della parola. Cioè? No, Quella con la F? Patatine. no, la parola in inglese, pussy. Ma vedi che quella forse è più pure grave. No. Sì. A me piace perché comunque è identificativa e non lo so, ti ricollega alla mente con quella realtà. Diciamo di sì. Se invece, invece- se invece vi trovate a Palermo, il termine è riferito principalmente a soggetti di sesso maschile e sta ad indicare soggetti brutti e sovrappeso. Esatto. Quindi è l'opposto. Sì, quindi prima di diventare Young Sonny, tu eri un po' pacchione? Esatto, certo. Inteso in palermitano o in catanese? In palermitano. Ok. Una sola Adesso? parola. Adesso sei pacchiona. Catanese. Catanese. Una sola parola sintetizza benissimo tutte le differenze tra queste due magnifiche città, Palermo e Catania, ragazzi. Ora andiamo È la mia preferita, questa è la mia preferita. Siamo arrivati alla 20ª parola, ragazzi, 20ª parola. Vai. Sei pronto? Allora, come si pronuncia? Faglielo dire a Roberto. Io spero che Roberto dica Nzu. Fondamentale che voi accompagnate l'emanazione di questo verso che con... Aspetta anche gli occhi secondo te. Che può essere anche o. Che vuol dire? Allora, È bellissimo se ci pensi. sì, è troppo bello. Quindi voi turisti, quando arrivate qui, dovete imparare questa cosa. Cioè, per dire no, Che non è proprio. Sì, è un. è una negazione. È tipo. È una negazione, non è proprio. Ntuzzu. Tipo. Tuzu sarebbe tipo. Ma. Quindi questa cosa l'hai fatto? Oppure questa cosa ti è venuta. Come l'hai realizzata? È venuta bene? Tu, Ci vai là stasera? Rappresenta il classico schiocco della lingua usato dai siciliani per negare qualcosa. In Sicilia, infatti, nessuno ti dirà no.
ti dirà semplicemente Ntuzu. Facile, no? È bella questa parola se ci pensi. Comunque è bello Io questo. la utilizzo tanto però, sai? No? No. Vabbè, perché tu non sei comunque pienamente Utilizzo più siciliano. che altro nine. Come... Comunque Devi andare avanti. lui e non solo, risolvere su non solo è troppo grave, ma comunque lui sì, non è che c'hai, C'entra, perché non è che siccome- c'hai questa sicilianità così. in Esatto, effetti quindi così- siccome sono un po' tedescoide io, no? Allora Quindi prima ci eri sto. vichingo, adesso devi vedere un pochettino. Vabbè, Da vichingo a te che siamo sto. là. Bella stai dicendo. Siamo lì. Comunque questo format, Vai avanti con la copertina. allora, questo format mi è piaciuto molto, caro Benny, perché comunque c'è della cultura. L'abbiamo portata a casa questa volta. C'è della cultura, c'è della goliardia, c'è dell'intrattenimento Sì. e comunque c'è un po' il raccontare che non avevamo mai fatto, se ci pensi che bene, un po' la nostra terra, perché nelle nostre puntate non abbiamo mai fatto della Sicilia, della sicilianità, dell'elogio della Sicilia. Diciamo che non l'abbiamo mai nascosto perché era palese a volte. Però era il momento giusto e ora mi piace quando faremo, no, l'idea di fare qualche format dove descriviamo qualche parte culturale, qualche struttura architettonica, qualche monumento appunto del periodo arabo-normanno, che è uno dei miei preferiti, devo dire. Ma tantissime. Poi parliamoci, diciamo, sul serio per un secondo. Allora, noi Dobbiamo fare anche il format, quello che faremo quando gireremo quest'estate in Sicilia, come al solito, che si chiamerà io sono a Londra in tutto questo, però top. Ma in Sicilia ci vieni sì o no? Che sarà il nuovo Esatto. format? Però questo perché, ragazzi? Perché noi vogliamo, ecco, rendervi partecipi di questa bellezza. Cioè, io amo tantissimo condividere le cose belle, le cose che mi piacciono. Non a caso abbiamo creato questo podcast, perché io voglio comunicare, noi vogliamo esprimere, ecco, le nostre opinioni, i nostri pensieri, vogliamo anche informarvi, vogliamo darvi delle piccole chicche, delle piccole curiosità che servono anche per triggerarvi nella vita. Però qui si parla sul serio, ragazzi. Dovete venire in Sicilia per un semplice motivo, perché questo è il posto dove è nata La cultura. la cultura occidentale per certi aspetti. Anche da qui la Sicilia, diciamo, anche dalla Sicilia sono passati veramente Cani e porci. chiunque, cani e porci. E questo ha permesso a quest'isola di crescere culturalmente, di espandersi e di creare proprio un sistema basato sul multiculturalismo che chiaramente è sotto gli occhi di tutti, ma lo si vede soprattutto nella nostra mentalità, che per quanto possa essere a volte eccessivamente, diciamo, burbera o diciamo sbagliata, in realtà ci caratterizza, e quindi la crescita può avvenire soltanto attraverso la condivisione e il dialogo, ragazzi, la comunicazione. Sei un sindaco. Quindi per fare un ultimo elogio alla Sicilia, come disse Federico II di Svevia, non invidio Dio il paradiso perché sono ben soddisfatto di vivere in Sicilia. Ragazzi, io vorrei chiudere così con questa bellissima citazione e quindi Quindi grazie alla prima puntata là, cioè vuoi chiudere tu, caro Sonny? assolutamente no. Ok, Quindi- e allora vuoi dare l'altro appuntamento a questo punto? Sì, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana, nuova puntata in podcast del Cactus Live Studio. Sì, E questo è il nuovo nella nome. Cactus Mansion, ricordiamolo. Ma Mansion Mansion vuol dire casa, ma mansione. Mansion. vi è piaciuto? Se avete delle criticità ce le potete dire. Finalmente abbiamo fatto questo face reveal, ok? Quindi Ragazzi. spero che vi sia piaciuta questa puntata. Come si chiude il podcast? Ho veramente difficoltà, però posso dire semplicemente bella. Ma che è sta caponata? Perché di solito noi facciamo ci vediamo alla prossima puntata e restate sempre sintonizzati sul ma- podcast del Cactus e parte la sigla. Esatto, via, chiuso.